Presentato a Udine un progetto video in lingua friulana su YouTube, le avventure e disavventure di un gruppo di giovani raccontate in marilenghe. Ed è stato presentato in regione a Udine Iu Paltubo, un progetto video in lingua friulana promossa da Arlef che vede protagonisti alcuni ragazzi che si rivolgono ai loro coetanei. Armando Mucchino. Sato qui chi sin? Oh sì che di Iu Paltubo! Ven con no, us fasarin cognossi. Il Friul I furlans e il Furlan. Cosa non si fa per tenere viva la lingua friulana anche tra i giovani? Tra il serio e il faceto, con quel pizzico di ironia che non guasta e piace, è nata Iu Paltubo, versione locale della più famosa piattaforma web. Un'iniziativa fatta dai giovani, per i giovani. 8 ragazzi tra i 20 e i 28 anni che raccontano su YouTube le loro passioni, rivolgendosi ai coetanei, coinvolgendoli attraverso video in cui l'ironia è l'ingrediente principale. Il tutto veicolato con un friulano giovanilista che dà il valore aggiunto. Federico, come si traduce in friulano YouTube? Forse tutubo, non sarei in grado, forse più simile all'italiano in questo caso. Davide, qual è il vostro progetto? Iu Paltubo è un progetto di giovani che si sono messi in gioco per cercare di portare avanti il friulano, dando anche una freschezza con contenuti più vicini, diciamo, a quello che è adesso il trend, quello che va di più. La rete e il friulano vanno d'accordo? Ma forse la percezione di un anacronismo del friulano è sbagliata, perché recuperare ad esempio la tradizione sia nei contenuti che nella forma, che quella poi linguistica, può essere attuale, può essere un interesse anche per i giovani. Nei mesi scorsi l'Arlef, l'Agenzia regionale per lingue furlane, aveva lanciato in rete una chiama con l'obiettivo di trovare ragazzi che avessero voglia di raccontarsi e condividere i propri interessi in friulano, ma non solo. Ne è nata così una piccola squadra di youtubers di Chienti.